La Regione del Veneto lascia Venezia, l'annuncio è ufficiale, accade con la vendita anche della sua sede istituzionale Palazzo Balbi e proprio nel bel mezzo della crisi di mercato. Se riusciamo ad alienare dei cespiti che non sono funzionali alla mission della Regione per mettere nelle condizioni i veneti di avere qualche altro tipo di servizio attraverso le risorse che otteniamo, credo che questo sia l'effetto della politica della buona amministrazione. Prezzo a base d'asta iniziale di 26.400.000 euro per questo cinquecentesco palazzo tra architettura barocca e rinascimentale che a inizio 1800 diede ospitalità anche a Napoleone Bonaparte, offrendogli una vista mozzafiato sul Canal Grande a 2 passi da Rialto. Prezzo decisamente irrisorio per questo prestigioso palazzo, l'obiezione dell'opposizione in Consiglio regionale. Irrisoria, credo che il valore venga determinato da una perizia, non certo dalla politica, e quindi viene determinato dalla parte tecnica. Se quello è il valore di perizia che è stato stimato, quello è nel piano delle vendite. Con il Balbi in vendita pure un altro storico edificio, Palazzo Gussani, Grimani della Vida, anch'esso rivolto verso il Canal Grande, con nella parte frontale decorazioni di Tintoretto e attualmente sede del TAR del Veneto. Ovviamente, come molti altri immobili, pensiamo solo ai 24 appartamenti e edifici che l'ULSS veneziana appunto ha chiesto e ottenuto di mettere in vendita. Salute, sociale, scuola, protezione civile e ambiente, i settori che beneficeranno dei proventi delle alienazioni, promette la Regione, che però non potrà mettere naso sulla successiva destinazione d'uso degli immobili. Il nuovo acquirente o chi sarà l'accordata eventualmente interessata dovrà interloquire prima con l'amministrazione comunale per capire se ci sono le condizioni per eventuali variazioni di destinazione d'uso. Questo appunto è un ragionamento che però faranno con Luigi Brugnaro e quindi non è un tema che riguarda la Regione Veneto.